Lascerei adesso la parola a Flavio Savoldi, che è segretario regionale della FISH, proprio per completare questo quadro sulla disabilità. Grazie ancora. Partire da quest'ultimo intervento è evidentemente molto facile. Basta ricordare che nel 2008 i progetti erano all'incirca, i progetti di vita indipendente erano all'incirca 800, erano all'incirca 800, nel 2013 sono diventati 1145, i finanziamenti sono rimasti quelli del 2008. La conseguenza mi pare abbastanza chiara e è stata prima evidenziata. Però vorrei partire dalle affermazioni che ha fatto Chiozzo nella sua. Noi abbiamo bisogno, dice, di una scelta strategica, abbiamo bisogno di un'idea, abbiamo bisogno di un progetto e di un programma. Aggiungo, l'orizzonte dei diritti deve essere il nostro progetto, la nostra strategia, il programma da tradurre in azione concreta, in azione nel Consiglio regionale sul territorio. E credo sia questo l'aspetto, per esempio, che immediatamente introduce delle difficoltà. Sul territorio questa strategia non è così lineare. Noi stessi, quando cerchiamo di riflettere sulle politiche sociali che come amministratori attuiamo attraverso i finanziamenti della Regione, ci rendiamo conto che alla fin fine non abbiamo poi un gran modo così diverso come amministratori democratici o della minoranza rispetto ad altri. Duro dirlo, però a me sembra di notarlo, e siccome l'abbiamo verificato, io credo sia importante affrontare nodi che non sono affrontati anche culturalmente, che secondo me parlare di sociale, di sociosanitario e di sanitario significa cominciare a ragionare, per esempio, non solo con la logica delle compatibilità di bilancio, altrimenti diventiamo variabili dipendenti, appunto, l'intervento di prima. Rispetto al bilancio c'è una variabile dipendente che non ha niente a che vedere con il diritto resta sospeso. Possiamo porci alcune domande. Per esempio, è possibile che nella Regione Veneto, che in questo paese ci siano 21 sistemi sanitari, 21 sistemi sociali e sociosanitari, 21 modi di tradurre i livelli essenziali di assistenza sociale. Nella Regione Veneto le ICD, per autonoma proclamazione della Regione Veneto, diventano livelli essenziali di assistenza. I progetti di vita indipendente si dichiara solo livelli di assistenza, dovranno e devono essere garantiti, peccato che non lo siano, e quindi non si capisce la contraddizione con il livello essenziale di assistenza, però questa è la realtà. Ma in Toscana no. In Toscana i progetti di vita indipendente non sono livelli essenziali di assistenza, per esempio. Il presidente Rossi dice: ma come? Aumentano le persone, devo far fronte a un maggior numero di servizi, devo appunto fare una battaglia per l'affermazione dei diritti in questa regione, non ho gli strumenti per poterlo fare, non ho le risorse finanziarie per poterlo fare perché non sono riconosciuti come livelli essenziali di assistenza. Ma se anche lo fossero, non ne consegue una garanzia, la garanzia del servizio. Non consegue proprio, la garanzia del servizio resta comunque sospesa ad un assessorato che dovrebbe tradurre l'orizzonte dei diritti in politica concreta. In questa regione non si traduce nulla, nulla di nulla. L'assessorato ai servizi sociali non esiste. Chiaro questo per tutti, vero? Non c'è. La battaglia che fa la cooperazione sociale, la battaglia che fa l'associazionismo è la richiesta di un confronto vero, di un confronto sulle politiche sociali e di un confronto sulle politiche sociosanitarie, ma è anche la richiesta che mi permetto di fare agli amministratori del Partito Democratico. Noi cerchiamo di parlare con quella che oggi si presenta come la minoranza candidata a diventare un nuovo progetto, una nuova strategia, una nuova politica sociale e sociosanitaria. Allora abbiamo il dovere di dire qual è la nuova politica sociale e la nuova politica sociosanitaria e di affrontare il nodo gordiano che non viene sciolto
la questione delle risorse finanziarie necessarie a fare una politica diversa, che non è fatta solo di risorse, ma che ha indubbiamente bisogno di risorse. E siccome noi siamo noi stessi a sostenere che oggi, con lo scoppio della bolla anziana in particolare, con la discussione fatta per esempio sulla legge 30, cioè il fondo per la non autosufficienza, a sostenere che dobbiamo affrontare il problema delle risorse finanziarie, lo facciamo? Lo stiamo facendo? Oppure anche il nostro modo di porsi rispetto alla questione delle risorse finanziarie è un po' simile a quello di altri? Io ho avuto a che fare in quel di Treviso con le decisioni dell'allora Gobbo e dell'ancora presente Sernagiotto, che stabilivano un'idea, stabilivano qual era il modo di affrontare, per esempio, la questione della compartecipazione alle spese da parte degli utenti e dei familiari, con delle declinazioni assurde che ponevano a carico dell'utente e della famiglia il costo, per esempio, in quel caso, dell'accesso al centro diurno. Appunto un altro LEA che diventava invece un peso ulteriore a carico delle famiglie. Ma in quel caso non ci fu un'altra cultura e un'altra politica che cercasse di opporsi a quella che era la politica di Gobbo e della Lega e del centrodestra. I sindaci democratici sono stati sostanzialmente silenziosi, scusatemi se vi dico queste cose, ma credo sia importante capire che per noi dobbiamo toglierci di dosso quella spessa coltre di veli che copre anche l'associazionismo, ma che copre anche le nostre politiche, il nostro modo di porsi. C'è una sorta nel momento in cui si parla di risorse finanziarie, di servizi che non vengono erogati, c'è un moto degli amministratori, no? Che si sentono immediatamente sotto accusa e pensano che il problema principale sia la discussione sulla insostenibilità del sistema dei servizi, e quindi si pone il problema della non sostenibilità per tante ragioni, perché lo Stato, i trasferimenti sono stati ridotti, perché le risorse sono quelle che sono, perché c'è la crisi, e quindi problemi veri, per l'amor del cielo, problemi veri. Ma partiamo da questo punto di vista. La questione dei diritti viene messa in secondo piano, non trova una risposta adeguata. La proposta, allora, per concludere con un intermezzo ancora veloce, non c'è nessuna programmazione. La questione della domiciliarità, che è stata posta come una delle questioni più importanti e che deve essere fatta di servizi diurni, e quindi la questione dei centri diurni, anche quella notevolmente dimenticata, è la questione dei servizi diurni, e quel sistema della domiciliarità che era un titolo della Regione Veneto e che non ha trovato alcuna traduzione, vedi appunto l'intervento di prima sulla vita indipendente, che non ha trovato alcuna traduzione. Allora, la strategia, l'idea di una nuova politica sociale deve partire da questi elementi, da questi dati, capire quali sono stati i nostri limiti e di tutti. Il tentativo anche di Siamo il sociale, la manifestazione del dicembre scorso, di cominciare a confrontarsi sul sociale e sul sociosanitario, in modo che l'uno si intrecci con l'altro e che entrambi si intreccino e facciano veramente un confronto serio con la politica maiuscola. Seriamente dobbiamo confrontarci e trovare le soluzioni necessarie, ma senza dimenticare che oltre all'idea e alla strategia non possiamo eludere il nodo del confronto vero, approfondito sulla questione delle risorse finanziarie, e dobbiamo parlare quindi di entrate, cosa difficilissima, oltre che di uscite, perché le uscite gridano vendetta, come grida vendetta anche il ruolo stesso della Regione, su cui non mettiamo mai voce abbastanza, a sufficienza. La Regione gestisce le miserie, non dà orizzonti, non parla di indirizzi, non parla di politiche, nemmeno di strategie, non presenta programmi. La Regione gestisce le miserie, le piccole partite, le clientele. Le delibere appena approvate, ne trovate traccia, il progetto Aiutati, che è conosciuto dai paraplegici e da tutti coloro che usano la macchina anche in proprio. Spese assurde
e anche su questo, e concludo, esiste ancora un problema di taglio, ma di taglio vero, agli sprechi di questa regione. Questa battaglia va fatta alla luce del sole, in grande stile.